Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Prova superata, almeno per ora. Parliamo del venerdì di Pentecoste che non ha sortito danni ed effetti a Lignano come negli anni scorsi. Nessun danneggiamento, nessun problema per la sicurezza pubblica e la salute. Ma la prova del 9, avverte Emanuele Rodeano, presidente di Lisagest, è attesa proprio per questa notte. Tanti gli afflussi infatti di austriaci nella cittadina balneare anche nel corso della giornata di oggi. Sentiamo l'intervista. La prima notte di Pentecoste è andata bene, nel senso che avevamo messo in piedi una macchina abbastanza complessa e articolata. I risultati per questa nottata appena trascorsa si sono visti. Non ci sono stati episodi eclatanti, chiaramente molta euforia, molta allegria, un po' alcolica, ma non ci sono stati né fenomeni di danneggiamento né anche dal punto di vista degli interventi per quanto riguarda la salute. Non ci sono state situazioni critiche. Non cantiamo vittoria, perché la prova del 9 sarà questa notte, perché avremo anche tutti quanti i nostri corregionali pendolari che vengono giù per il sabato e comunque anche i ragazzi austriaci e tedeschi continuano ad arrivare a Milano. Prevediamo numeri in crescendo e non dimentichiamo che ieri da quel punto di vista siamo stati un po' agevolati dalla pioggia che ha raffrescato gli animi, per così dire, no? Oggi invece è una bellissima giornata di sole, la macchina messa in campo è ancora in campo, per cui abbiamo, oltre alla forza pubblica, abbiamo anche una serie nutrita di steward che ci danno una mano. Abbiamo varie associazioni, anche l'associazione Arma dei Carabinieri con i loro volontari, forze dell'ordine. E ora uno sguardo alla politica con la visita del leader della Lega Matteo Salvini in Friuli. Salvini che ha parlato di pace, del viaggio in Russia, finora rimandato, e della futura coalizione del centrodestra a livello nazionale che si ispirerà al modello regionale del Friuli Venezia Giulia. Sentiamolo. Il tema della pace è un tema che dovrebbe mettere d'accordo tutti ed è squallido che soprattutto a sinistra si faccia polemiche su qualcuno che lavora per la pace mentre altri parlano solo di armi e di guerra, anche perché la pace conviene all'Italia, la pace serve all'Italia. Qua rischiano di saltare migliaia di posti di lavoro se la guerra va avanti. Ma il viaggio in Russia è annullato o rimandato? Spero che da qui al 12 giugno ci siano segnali di pace sempre più aperti. È chiaro che dal 13 giugno in poi io sto continuando a coltivare tutte le mie relazioni che per mia fortuna a testa alta e con trasparenza negli anni ho sempre coltivato, perché parlare con l'Ucraina, con la Russia, con la Cina, con la Turchia, con la Francia, con gli Stati Uniti per arrivare alla pace è fondamentale, e quindi se fosse necessario confermo che io per fermare la guerra sono disposto ad andare ovunque. Senta, ma lei sta andando in vari comuni in cui il centrodestra è sempre unito. Sì. Succede che invece voi non siete uniti al governo, ma siete in un'anomalia col PD, col 5 Stelle. Un'anomalia irripetibile. Noi abbiamo risposto obbedisco quando in piena pandemia il Presidente della Repubblica ha detto mettetevi insieme, lasciate da parte le magliette di parte e di partito e portate l'Italia fuori dalla crisi sanitaria e dalla crisi economica. È chiaro che io con Letta e Renzi ho ben poco a che dividere, quindi porteremo a termine questa parentesi particolare con la pandemia, spero sempre più alle porte, e poi stiamo già lavorando a una squadra di governo di centrodestra, una coalizione unita di centrodestra. Il modello del Friuli Venezia Giulia, ripeto, è un modello a livello nazionale. Il presidente della regione Massimiliano Federica difende il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, ha criticato nei giorni scorsi dal sindaco di Udine Pietro Fontanini. È un marchio che unisce per la prima volta e ne raggruppa altri. Basta marchietti creati solo per sprecare soldi pubblici. Sentiamolo. Diciamo che il sindaco di Udine ha fatto una valutazione dal punto di vista identitario, personale. Ovviamente Io sono Friuli Venezia Giulia, un marchio molto forte che stiamo lanciando a livello non soltanto nazionale ma internazionale, devo dire è un successo importante. E poi sono contento che anche i cittadini del Friuli Venezia Giulia, dalla Carnia a Lignano, da Trieste a Pordenone a Grado, vogliano e continuano a chiedere anche il merchandising Io sono Friuli Venezia Giulia, quindi non soltanto sull'area alimentare, che è il nostro valore aggiunto rispetto a marchi del passato dell'alimentare.
stiamo vedendo che abbiamo un riscontro enorme, oggi sono stati pubblicati anche i numeri, sia per quanto riguarda i prodotti alimentari sia per quanto riguarda la ristorazione. E quindi noi stiamo cercando finalmente di non avere 1000 marchi diversi. Prima c'era Friuli Venezia Giulia Live, c'era Taste Friuli Venezia Giulia, c'era Acqua, che c'è ancora come marchio di qualità, sia ben chiaro, ma è cosa diversa. Noi abbiamo aggregato tutto perché la comunicazione e la riconoscibilità del Friuli Venezia Giulia sia molto chiara e molto forte. Abbiamo ragionato come se fossimo un'impresa, i soldi pubblici non si possono sprecare perché ognuno vuole il suo marchietto. Dobbiamo pensare che dobbiamo avere un ritorno economico, un ritorno di opportunità occupazionale, dei ritorni di impresa in questo territorio, perché sono soldi dei cittadini e dobbiamo spenderli per far tornare in tasca di chi sceglie e investe nel Friuli Venezia Giulia delle risorse. E così abbiamo operato. Non è possibile che il pubblico lavori per sprecare e il privato lavori per fruttare. Il pubblico deve saper fruttare per la propria gente e la propria comunità. La cronaca è di un ferito grave il bilancio dello scontro frontale avvenuto oggi alle 13 sul ponte sul Torre alla periferia est di Udine. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Grave incidente attorno alle 13 di oggi sulla strada statale 54 all'uscita da San Gottardo all'imbocco del ponte sul Torre. Nello scontro frontale tra una Peugeot 206 in uscita dal capoluogo friulano e una Fiat Fremont che rientrava verso la città, 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale civile di Udine per accertamenti. Ad avere la peggio il conducente della Peugeot rimasto incastrato nell'auto. Per estrarlo dalle lamiere i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tetto del veicolo. Ci è voluta mezz'ora per riuscire a liberare l'uomo che è stato trasportato al nosocomio in condizioni serie con ferite agli arti, al torace e al volto. La donna che era al suo fianco, così come il conducente dell'altra vettura, sono riusciti a lasciare autonomamente i rispettivi veicoli. Sul luogo del sinistro hanno operato i pompieri e i sanitari del 118 con 2 ambulanze. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Da appurare l'esatta dinamica dell'incidente. Il ponte sul Torre è rimasto chiuso per oltre un paio d'ore per consentire i soccorsi e il ripristino della sede stradale. Ancora cronaca, attorno alle 14 di oggi un rocciatore di 28 anni, residente a Cordenons, è precipitato durante una scalata sulla Croda Cimoliana. Caduto per una trentina di metri, si è procurato diversi traumi. La cordata stava percorrendo la via Gerbaz-Candot alla parete ovest della Croda Cimoliana. Si trovava a circa metà parete quando è avvenuta la caduta per cause al momento ignote. A chiamare il 912 la cordata che li precedeva lungo la stessa via. Il rocciatore è stato condotto in volo all'ospedale di Udine. I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone e a quella di San Tommaso Apostolo di Manzano rispettivamente un ostensorio e un'acquasantiera in marmo bianco sottratti da ignoti negli anni '80. L'ostensorio, che verrà presentato ai fedeli domenica 12 giugno, e l'acquasantiera, che dovrà essere sottoposta al restauro, sono stati riconsegnati ai rispettivi parroci al termine di un'indagine intrapresa a seguito del monitoraggio sul web e di una perquisizione domiciliare disposta dall'autorità giudiziaria nei confronti di 2 individui che detenevano diversi oggetti ecclesiastici che mettevano in vendita sempre sui canali telematici. E ora la pandemia, i dati odierni riferiscono di 401 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.634 test e tamponi realizzati. Una persona è ricoverata in terapia intensiva mentre pazienti ospedalizzati in altre reparti sono 81. Si registrano decessi di 2 persone a Trieste. Si è festeggiata ieri la giornata mondiale della bicicletta, a Udine però ci sono ancora molte cose da rivedere per quanto riguarda i percorsi ciclabili, spesso misti per bici e pedoni, come ci dice lo stesso presidente della FIAB, Paolo Attanasio. Diciamo che a Udine abbiamo ancora tanto da pedalare, se mi consente la battuta. Nella programmazione della ciclabilità a Udine, il ciclista viene messo sullo stesso spazio del pedone. Quasi la metà delle cosiddette ciclabili nella nostra città sono percorsi promiscui ciclopedonali. Alla fine, quelli che sono i 2 attori deboli del traffico, con questa che ovviamente non è una strategia, si fa perché chiaramente così si fluidifica il traffico veicolare, vengono ad essere nemici l'uno dell'altro, perché il ciclista viene anche un pochino
tenuto lontano dalle strade con il sistema, per esempio, delle rotonde. Come lei avrà visto, ormai non solo a Udine ovviamente, Ovunque ci sono pieno. rotonde dappertutto. Sì. Ovviamente c'è il sistema di fare delle rotonde sicure, peccato che a Udine non venga applicato, nel senso che il ciclista viene buttato in mezzo alla rotonda e lì deve vedersela con file di macchine che lo sorpassano a destra o sorpassano a sinistra, perché ovviamente vanno al quadruplo della sua velocità, e non sa bene che cosa fare per arrivare incolume all'altra estremità della rotonda. Anche nella sua terza edizione la Barbanada ha confermato la sua formula vincente, l'unica gara di nuoto mezzofondo in acque libere in laguna in Italia. È stata promossa a pieni voti dai partecipanti che hanno affrontato i 3,8 km che separano l'isola di Barbana dall'isola della Schiusa a Grado. Si è così aperta la stagione di eventi marchiati Let's Go Triathlon Grado con la regia del CSA Gorizia Triathlon. Primo classificato dopo un lungo testa a testa Orazio Ragusa dell'Unione Nuoto Friuli, secondo Andrea Marcato del Centro Nuoto Stra e terzo Enrico Cardinale della Gorizia Nuoto. 240 gli atleti in gara provenienti da tutto il nord Italia, da Slovenia e Austria, 50 le donne partecipanti. La prima a tagliare il traguardo è stata Sofia Bergamini del CUS Udine. E concludiamo con altra buona notizia. L'udinese Giulia Rizzi ha conquistato ieri a Courmayeur il titolo italiano di spada femminile a squadre della categoria assoluti. L'atleta gareggiava insieme a Alberta Santuccio, Gaia Traditi e Leonora De Marchi. Mara Navarria, che difendeva invece il titolo con l'Esercito, ha concluso la gara assieme alle compagne Roberta Marzani, Nicole Foglietta e Sara Maria Kovalcic al terzo posto, sconfitto in semifinale per 27-26 dall'Aeronautica. Il team dell'Esercito ha poi vinto nettamente la finalina per il bronzo con il Circolo Scherma Terni. E questa era anche l'ultima notizia. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.